Hai sicuramente sentito storie di denti fissi su impianti andati a male, che si rompono, si consumano, brutti da vedere, o di problemi legati a impianti che col tempo si perdono, escono fuori dall'osso e si iniziano a muovere. Persone che sono andate all'estero per poi ritrovarsi in bocca a un lavoro che a distanza di anni e col senno di poi non avrebbero mai fatto fare. Oggi esiste un'idea diffusa, tanto diffusa quanto sbagliata, che il mondo dei denti fissi su impianti sia una realtà ormai sicura e che indipendentemente dal prezzo un lavoro valga quanto un altro, con l'unica differenza del materiale che viene usato, pensando che ci siano materiali da ricchi e materiali per persone normali. Questa idea è alimentata da una comunicazione e una pubblicità, anche in ambito medico, ormai fuori controllo, dove ognuno può dire quel che vuole, senza dover garantire che ciò che scrivono sia realmente comprensibile per il paziente. E così è pieno di annunci pubblicitari che ti promettono risultati miracolosi in pochi giorni o addirittura a volte in poche ore. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema bocca bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Nelle nostre cliniche abbiamo ridato il sorriso a più di 25.000 persone e mi batto su questi aspetti praticamente da quando ho iniziato questo percorso, anche se la situazione è molto peggiorata negli ultimi anni. Perché ridare il sorriso a una persona è sicuramente una frase che ci fa capire subito il tipo di intervento che abbiamo svolto, ma quel sorriso deve anche servire a masticare, a mangiare, a risolvere una situazione che spesso causa dolore e disagio sociale. Il problema principale è che la maggior parte di chi ha bisogno di questi interventi complessi non ha più soldi. È inutile girarci intorno. Non può permettersi di spendere 40-50 mila euro e a volte addirittura il doppio. Ma sappiamo anche benissimo che quando una persona ha un grave problema come quello causato dalla piorrea, dalla parodontite, che non le permette più di mangiare, di nutrirsi, di sorridere nelle foto con la propria famiglia, i propri nipoti o figli, una soluzione la vuole trovare a tutti i costi. E questo l'industria dentale lo sa bene, ecco perché ha trovato il modo, spesso truffaldino, di proporre lavori che sembrano miracolosi a prezzi stracciati, ma ti parlano di plastica, resina o composito, zirconio, ceramica e titanio. Sai dirmi quali sono le differenze? No. Più di un quarto dei miei pazienti arrivano nelle mie cliniche dopo aver già pagato per dei denti fissi su impianti comprati in qualche paese dell'Est Europa e portano con sé ogni volta il preventivo sul quale hanno basato la loro scelta. Io, che sono laureato e lo faccio di mestiere, vedo subito il problema perché conosco la differenza tra quei materiali, ma il paziente come fa a sapere che cosa c'è dentro? Ha una sigla o ha un nome tecnico o peggio una procedura con un nome incomprensibile? Cosa può fare oltretutto se il dottore che ha di fronte gli dice di non preoccuparsi, che quelle sono dicerie per far spendere di più le persone, ma che basta poco per ottenere dei denti fissi funzionali e belli anche da vedere?
Non è colpa tua se non hai trovato un professionista in grado di spiegarti innanzitutto che cos'è la parodontite, la piorrea e come questa si cura. Non è neanche colpa tua se purtroppo realtà come quella possono esistere, lavorare, prosperare e continuare a truffare. Proprio per questo io registro questi video, proprio per questo scrivo all'interno del mio blog e proprio per questo ho aperto un canale sulla televisione nazionale che si chiama Dottor Palmas TV e che puoi vedere collegandoti e sintonizzandoti col telecomando al canale 261 del digitale terrestre. Voglio fare in modo che ogni persona che in questo momento sta vivendo con la croce di seri e gravi problemi dentali possa, in forma totalmente gratuita, ottenere tutte le informazioni che gli servono per poter scegliere liberamente come farsi curare. Ed ecco perché ho chiamato il mio sistema bocca bionica, perché il termine bionico è entrato nell'immaginario collettivo a partire dagli anni 60, inizialmente in ambito militare, poi nella robotica e nelle applicazioni più futuristiche e fantasiose. Ma il concetto di bionico si sposa perfettamente col mondo dell'implantologia orale, perché nasce dalla fusione di biologico e tecnologico e indica sistemi in cui componenti artificiali ad alte prestazioni si integrano col corpo umano per ripristinare o potenziare una funzione naturale. Nel racconto classico in cui si parla di arti robotici, bionici o addirittura occhi bionici, l'idea è sempre prendere qualcosa di danneggiato e sostituirlo con un sistema artificiale progettato col computer e che lavora in continuità col corpo e ridà funzionalità, proprio quella che era andata perduta o che non si aveva mai avuto. E questo è esattamente quello che facciamo all'interno dei miei policlinici, anzi all'interno dei miei laboratori, delle divisioni ricerca e sviluppo che sono posizionate sopra il policlinico. Tutta la tecnologia utilizzata nel processo bocca bionica la produciamo internamente, non c'è niente di acquistato o di outsource. Questo perché io voglio dare a ogni paziente il massimo che si può ottenere oggi a livello di cure dentali. Non accetto compromessi, proprio perché il sorriso è importante, è un elemento estetico, ma anche un elemento funzionale. Una masticazione corretta, infatti, non significa solo poter masticare senza fastidi e nutrirsi, vuol dire digerire meglio, sentire meno pesantezza dopo i pasti, avere più energia nella vita di tutti i giorni. Quando i denti non combaciano bene o mancano, il corpo è costretto a compensare, cambiando i movimenti della mandibola, lavorano male i muscoli di collo e spalle, ne risente la postura e spesso insorge il mal di testa. Con dei denti fissi su impianti ben progettati e ben realizzati possiamo ripristinare questa funzione in modo stabile e prevedibile. Il paziente torna a usare la bocca in modo naturale, senza dover più scegliere il cibo in base a ciò che riesce a masticare, senza paura che qualcosa si muova, si stacchi o faccia male. Questo si traduce in minori problemi gastrointestinali, minori tensioni muscolari, una postura più armoniosa e una pronuncia più chiara, perché anche il modo in cui parliamo dipende da come appoggiano i denti. E poi c'è l'aspetto emotivo, quando sai di avere dei denti fissi forti, stabili e dall'aspetto naturale. Cambia anche il modo in cui ti presenti e relazioni agli altri. Ti viene spontaneo sorridere, ridere, parlare senza imbarazzo, senza dover coprire la bocca con la mano. Ecco perché non scendiamo a compromessi, perché se ci obblighiamo a offrire il miglior servizio siamo in grado di migliorare la qualità della vita, le relazioni e la sicurezza in se stessi dei nostri pazienti ogni singolo giorno. Ho scelto la Moldavia per poter offrire questo livello di qualità a quasi chiunque, al miglior prezzo possibile, perché se le cure dentali non sono sovvenzionate dallo Stato, dal sistema sanitario pubblico, io non posso farci molto. Quello
è un lavoro che compete alla politica. E io sono un medico, non un politico. Ma come medico ho cercato il modo migliore nelle mie possibilità per offrirti il lavoro che merita ogni essere umano, a un prezzo che qui costa un quarto, se non un quinto, rispetto a quello che trovi nel tuo paese. Non offro il prezzo più basso sul mercato perché non voglio raccontare bugie e vendere denti provvisori di plastica spacciandoli per definitivi. Voglio essere chiaro, trasparente e onesto con ogni mio paziente. Non si può ripristinare la funzionalità dentale al pari di quella che si aveva con i denti naturali, quella che madre natura ti aveva regalato, pagando solo qualche migliaio di euro. La situazione che ti ha portato a perdere tutti i denti e a doverli sostituire non si è generata in una settimana, ma in decenni di sofferenza, molto probabilmente anche a causa di una scarsa prevenzione. Pensare di risolvere un problema creatosi in decenni con poche migliaia di euro in qualche ora o giorno è pura fantasia. Ora è il tuo momento. In descrizione sotto a questo video trovi tutti i riferimenti per metterti in contatto con la mia equipe. Ti basta avere una lastra panoramica della tua bocca per ricevere un primo parere totalmente gratuito. Potrai ottenere un'idea dei costi necessari a risolvere il tuo specifico problema. Nel frattempo, continua a informarti, iscriviti al mio canale YouTube, attiva la campanella e collegati al canale 261 del digitale terrestre del televisore di casa. Cerca Dr. Palmas su Google. La migliore garanzia che posso darti è che sono ovunque per raccontare a persone come te quali sono le vere e più importanti informazioni necessarie per non trasformare un viaggio di rinascita in un incubo senza fine. Un saluto da Dr. Palmas.